Autostart in movimento per la Tris Quartet Quinte di giornata, sono in 16 dietro le ali dell'Autostart, cavalli di 4 anni. 1 Ferdinand, 2 Freccianera, R3 Futurama, 4 Femme Fatale Sì, 5 Fox Matley, 6 Fever 3F, 7 Flowchart, 8 Flamenco Adri, 9 Freeloader Cis, 10 Fanidol Truia, 11 Fackelfin, 12 First the Call. Terza fila, 13 Fulmine SM, 14 Forever Fly, 15 Fortana Sì, 16 FaceTime DVS. Ci abbandona Fulmine SM che è di galoppo prima dello stacco. Partiti. Lotta tra Freccianera R e Futurama per la testa, poi veloce dalla seconda fila Fanidol Truia, in corda Ferdinand, subito a prendere una pariglia nelle prime posizioni anche numero Fox 13 Matley, Fulmine allo steccato SM, Flowchart che precede Flamenco Adri, passa alla fine Futurama dopo 200 metri in 14,9, avanza al largo Fanidol Truia, i favoriti sono tutti nelle retrovie, si muove già in terza ruota FaceTime DVS che inizia la sua risalita presto. Intanto Fanidol Truia sferra l'attacco e passa nei confronti di Futurama, ne vengono fuori 500 metri con una staffetta veloce e adesso Fanidol Truia è al comando. In seconda posizione c'è Futurama che precede sempre Freccianera R, quindi Ferdinand, poi Flowchart, allo scoperto è rimasto Fox Matley, avanza in terza ruota FaceTime DVS che si porta in scia Fortana Sì a un giro dalla fine. 1 minuto spaccato la metà gara da parte di Fanidol Truia che prosegue in vantaggio nella sua scia, sempre Futurama avanti a Freccianera R e Ferdinand, non cambia nulla, continua in mezzo alla pista FaceTime DVS trascinandosi Fortana Sì, il chilometro è passato in 1:15,9, una frazione un po' di rifiato per la curva di destra. Fox Matley prova a farsi luce al largo, scatta in terza corsia Fortana Sì che cerca di aggirare FaceTime DVS che prova a rispostare anticipandola a 400 dal palo, 15,1 di là, 1,31 e 3/4 di miglio. Fanidol Truia sempre in vantaggio in fuga nei confronti di Futurama nella sua scia, numero poi 5, alla corda Matley, ancora Freccianera R, avanza Fortana Sì, non lo fa FaceTime DVS all'imbocco della dirittura d'arrivo. Fanidol Truia in vantaggio, Futurama va in open stretch al largo, Freccianera R ha sbagliato invece Fortana Sì, sbaglia anche al largo Forever Fly. Fanidol Truia che se la merita e viene a vincere nei confronti di Freccianera R. Poi al terzo posto finisce ancora in corda Futurama, mentre sono state le rotture di Forever Fly e Fortana Sì in zona proibita. La vittoria di Edoardo Baccalini in salchi a Fanidol Truia che ha sfondato dopo 500 metri e nel finale si è difesa dallo scatto di Freccianera R che era terza in corda. Fanidol Truia il primo, Freccianera R il secondo, 10-2-3 e poi ancora il 16 di FaceTime DVS ed il 12 di First the Call a finire il quintet con il successo di Fanidol Truia. Edoardo Baccalini che neanche l'allenatore per i colori del signor Alessio Carmine Petito, la vittoria della figlia di Ultra Wind B in questa Tris Quartet Quintet di serata. Va a sfondare e non si prende più Fanidol Truia, Edoardo Baccalini.